Pence! Tommy! Oh, Tommy! Sei proprio tu! Ah. Per le anitre. Oh, naturalmente. Ah, caro vecchio Tommy. Congedato? Già, 2 mesi fa. E tu? Io già da 5. E l'indennità? Spesa. Tommy. Oh no, non è andata in quello che pensi, purtroppo. La vita costa, lo sai. Mio caro, non c'è niente di ignoto per me sul costo della vita. Non ce l'hai uno scellino? Ne ho di più. Oh, sei sempre stato un gran bugiardo. Andiamo via da qui. Andiamo a prendere una tazza di tè. E alla fine ricordo solo che mi sono risvegliato dopo l'anestesia in quello squallido ospedale. E lì c'eri tu. Squallida infermiera. A me sei sembrata un angelo. Io credevo che morissi, avevi un aspetto. Tu invece eri esattamente come tanti anni prima. In cima a un albero. Nel frutteto a cogliere mele per tutti noi. È stato davvero un incontro commovente. Però allora eri più acqua e sapone, sai. Comunque, un mese dopo mi rispedirono al fronte. 1916. Mi sembra un'eternità. E alla fine le ho detto che non poteva avere l'appartamento. Un ottimo affare, mia cara, proprio come quello che ha portato Mabel da Parigi. Si sentono conversazioni assurde. Per esempio, ieri per strada qualcuno stava parlando di una certa Jane Finn. Hai mai sentito un nome tanto ridicolo? Hai trovato lavoro? Qualcosa in vista? Purtroppo non c'è niente. E comunque, se ci fosse qualcosa, non sarebbe per me. Sono fuori gioco. Sono solo un ex militare, non ho qualifica di nessun tipo. Non faccio che pensare ai soldi. Soldi mattina, pomeriggio e sera. Come me. Ho tentato tutti i modi legali per fare soldi. E se provassimo quelli illegali? Mm? Senti, Tommy, se ci facessimo un po' di pubblicità, magari potremmo eseguire dei crimini su commissione. E secondo te come potremmo fare a contattare i nostri datori di lavoro? Con un annuncio. Oh, Hai carta e penna? oh sì, certo. Mi pare di averle. Ecco, la carta Ah, grazie. e anche Ecco, la matita. perfetto. Beh, e ora che ne dici di giovane ufficiale, ferito in guerra, 2 volte ferito in guerra? Ascolta, 2 giovani in cerca di fortuna si offrono per qualsiasi incarico ovunque, compenso adeguato, disposti ad accettare ogni proposta ragionevole. Questo